resa prepotenzia. E comincia a pazienza. Il suo popolo a mancare. Procurate moderare, ma non esatti la mia. Chi si non provi la mia, tornare esatte in terra. Subintotto e Arvili in Sardegna est una dinudia, est una dievessa. Si tratta però di una vesta differente di tutto usatterasa, ci teneus sulla nostra e via. Esse sa vesta di dottor Sardusu e sa narri una di accanto tutto noso, de sogliastra a casseddu, de sa gallura a risanisi, giormutius a partecipare e scoprire e i teolenarri a essere Sardusu. Subintotto e Arvili in Sardegna si veste da sa diessa Sardegna, ma e te vesta esse? Essa è una vesta nasce per more de vari conoscere e comprendere sa storia nostra, armannosu e esprospitticusu. A si spesso di fatti in scuola non sempre si ona da importanza giusta a sa storia sarda, a suo punto che a metà da scolanusu e senti des elementari e intermedias o peribeusu del superiore se ce na conoscere sa Sardegna, sa storia sua, sa lingua e sa cultura. Sa regione pare con il professore e studioso di storia sarda sceverau questa data per amore di un fatto ci vuole contessio per 200 anni a oe. Subintotto e Arvili del su 1794 un castello si fu scasità una rivoluzione, sa sarda rivoluzione, contro citando comandante a Sisula. Difattisi, commenta e succede in altre regioni e città di Europa e del suo mondo, in Sardegna pure furono l'ompius ideali della rivoluzione francese 1789. Subintotto e Arvili del su 1794, sa gente che a Seddu si fu da ribellare sa tirannia del suo viceré Sabaudu e del funzionario piemontese ci viviano a pizze spalas del Sardusu. Sa Sardegna di fatti del su 1720 appussisi di un periodo storico lungo sotto sa corona de Spagna bussetti a Cedia e Savoias dunque a su Piemonte ci grazie a sa Sardegna che avuto in un regno e hanno ottenuto su titolo del Rese de Sardegna. Il Savoias però antitrattato s'isola come una PTV, come una colonia, tornando su popolo a su vammini e c'è da rispettare il diritto autonomistico su di sul regno. Aici il Sardusu, orruscioso di questa situazione, gli hanno mandato a Torino una delegazione di gestamento sul Parlamento sardo, per varia sul re Vittorio Amedeo III de Savoia, 5 preguntas. La principale fu cussa della Sara il Sardusu e tutto e si incarica spruso importante e strategico su dell'isola, essendo che i funzionari piemontesi non tenevano nessun interesse, nessuna capacità di risolvere i problemi economici, politici e sociali della Sardegna. Difatti si appusi di arrivare sul sbarco della flotta francese in su Porto Castello su 1793, il Sardusu riteneva di tenere diritto a scariche politiche e militari più importanti in sa propria terra ansoro, ma sul re gli annau canono. E se stai chiudendo, il Sardusu si fu ribellato. Andiettare su noi fu stato arreso un castello dei rappresentanti del suo partito des patriottas, fisente gravas e feddu in torre, ci volenti stimma ormeta del suo popolo. Pogusto, su 28 Arvili del 1794, su viceré e tutti i piemontesi volenti stati acciappausu, de nolle su nomine, sa di s'acciappa, e pocausa su negorru de castello e susu, le ause accompagnausa a porto e imbarcausu in una nave. A sa voluto mutti uperi sa ribellia d'Erano e hanno partecipato tutti, nobili e massaios, burghesi, artigianos, c'è una distinzione scurialisi. A puzzi di parecchio tempo sa Sardegna si fu tornare a scoprire nazione. Commenti ornau, cu su 28 Arvili di su 1794, il Sardusu gli antavatto sagasse piemontese, ponce dus podre in comandare vorra de s'isola, ma commenti si poteva riconoscere un piemontese di un sardo? Facili,
allegando un sardo. Sa lingua sarda vudi su modo più lestro e pratico per poter estertare i nazionali e desi strangiosu, po gusto, quando il rivoluzionario so pianta un cammino che l'incuno non conoscianta, di domandanta. Nara Ciciri. Poi nel sardo Ciciri, in italiano cece, essere voi male a pronunciare. E si conosceso su sardo, si sono abituati a narrare foeddos o commente nuci, pagi, toponimus o commente bauenuci, generuci, oppure sangunaus o commente magia o pugeddu, plus pacur de voras. Sa lingua sarda, tanto in questa occasione storica, è diventata su simbolo della sardità, dell'identità e della rivoluzione. Ma se voluto non si fu firmato sa capitale e via, si fu spanato in tutta sa Sardegna, diventando una vera rivoluzione e sa narrare un movimento che veniva da sapunna di cambiare il sistema politico de tanto, su feudalesimo. In su 1794 e in su 1795 nel Sartus del Sulocudoro il Massaius si furono pesaus contro gli abusi del noblesi, intonando Sinnu Vammao de sa Sardegna scritto de Francesco Ignazio Mannu, cantico del rivoluzionario sardo su patriotto sardo e sfedattario plus connuto commente procurata e moderare baronessa di Rannia. Su 28 meseitas di su 1795 su popolo un'armasa ghiao de Francesco Cilocco e Giovanni Mundula, uno cassedaio, uno sassaresu, e antasseriao Sassari, accanto si furono incungiao sul baronese, sa città di Bussetti occupata del rivoluzionario su 29 meseitas. Apposisi, i rappresentanti del Vidas del Sonoro de Sardegna, e antamuviu con Cacasseddu, per varibali le richieste a Sansoro. In sora su vicerre vutarrava Casseddu, papagiari su popolo su vicerre nuovo Filippo Vivalda e rappresentanti del testamento e hanno deciso di inviare in Cavesusu a Giovanni Marian Giui, giudice di Sarriale Udienza su tribunale di Dandu, con su titolo di Alternosso, una cassa dei comandanti temporali, per cercare di appagiare il rivoluzionario e far ritornare i sordini. Ma Angioi, commenta Cilocco, vudino giacobino e ammatas idealis di filosofo ci hanno ispirato alla rivoluzione francese, commenta Voltaire e Rousseau, idealis ci aluò e vunti considerato di fondamento per la libertà della società nostra. Angioi e ammovio de Casseddu con Cassassari in su mese febbraio del 1796 e durante il suo cammino gli ha tinto occasione di ascoltare i sketches e lamentellas dei abitanti del Vidizzolos di Susartu e gli ha comprendiu che le condizioni di vita de sa gente furono drammaticas a veru. L'ompio sa capitale de Capesusu con ideas claras e un buon numero di sostenitori vustetti un riccio del Sassaresos commenta un liberatore. Sul momento della rivoluzione fu l'ompio, John Marian Joy difatti si fu posta a parte des opprimius e ha dichiarato la volontà sua di inciogare su feudalesimo e di fondare una repubblica sarda, commenta questa francese. Angioi in Corosù sperata per in saciuto di Napoleone Bonaparte, cinsumentese gli ad invati su Piemonte. Angioi però fu diventato uno discomodo post funzionario piemontesos, nobili e borghesia conservatora e reazionaria ci volenti incontrare su abolire su feudalesimo. Pogusto su vicerre indedì alleao su un carico e su titolo de Alternos e gli ha posto uno da Lione a Pizzesa con casua. Tanto Gio Maria Angioi, il bandio e rivoluzionario, gli ha deciso di muovere con Casseddu contro il suo vicerre e piemontesos, contando un aiuto di buona parte della popolazione. Ma sotto il mese lampada del 1796, Bussetti firmò una restanesi accanto all'esercito su, Bussetti vinto dell'esercito di suo vicerre. Costrinto a seguire, si fu incresiare un domo di una varia amico sfidaoso, commenta Michele Opino de Santo Lussurgiu e una compagnia di partigiani tedescano di ad aiutare a arrivare in sicurezza a Porto Turri per imbarcare con a Genova. In Liguria, Gio Maria Angioi ha cercato l'aiuto di Napoleone Bonaparte per organizzare uno sbarco in Sardegna, ma a Bodde Badas, essendo che sul 1796 i francesi si hanno firmato un piemontese su un trattato di pace. Angioi, tanto si fu un esilio a Parigi, accanto a morire in suo viaggio del 1808, povero e solo.
In su mese lampadas de su 1812, un altro patriota sardo, Francisco Cilocco, cerca da vari ultimi sforzi per formare la Repubblica Sarda indipendente. Pare con un altro patriota, Francisco Sanna Corda, e metasatro di Serraro Sardo, siriato in Corsica, e da sbarcava de notte e ha preso de sturrir de guardia de Vignora a Longosardo. Ma un urban diu gadureso nu certo mamia si attraisce questa spedizione in gallura ad accabà in maniera tragica. Medas patriotar sardos o 27 un presonaus, torturaus e mortos, commente vu capitao proprio Francesco Cilocco. Sa sarda rivoluzione vud accabà. Il sardo rivoluzionario 27 perseguius e mortos des piemontesos. Esse proprio per questo motivo ci su 28 arvili si veste da sa di essa Sardigna, posso prendere tutto gusto ci hanno lottato per tornare sa Sardigna una terra giusta, libera e indipendente, commenta Eleonora di Arborea, Amsicora e Iosto, Leonardo Alacon e dunque saperi Giovanni Maria Angioi, Francesco Cilocco e tutto usato il patriota sardos de sa sarda rivoluzione. Calinconanna Puzzi, in su 1812, altri patrioti sardos, il ribello sotto la banda, anta perdere sa vita per la libertà di essa Sardigna. Procura